Allora, restiamo sempre nella parte, tra virgolette, politica, quindi lei, avvocato Morosini, si è un po' scaldato l'animo, è intervenuto sulla stampa, insomma, mediaticamente, per sollecitare spazientito che si arrivi a qualche cosa. Perché? Che cos'è che la lascia perplesso in modo particolare, vi lascia perplessi? Ma diciamo una cosa importantissima a mio parere, che tutto trae la forza dal referendum che si è fatto il 22 di ottobre del 2017. Quello è stato l'elemento politico che per la prima volta, tra l'altro ammesso dalla Corte Costituzionale, dopo le battaglie del professor Bertolissi che sono durate decenni, perché si temeva che vi fosse una partecipazione identitaria a un voto che poteva in qualche modo far sentire i veneti diversi dal resto dell'Italia. E quindi c'era un aspetto politico visto dalla Corte Costituzionale da tempo come un aspetto dirompente. Dirompente quando c'è una rigidità dello Stato, questo è il punto. E guardi che la vicenda dell'autonomia, sulla quale io ci credo poco, io sono per l'indipendenza del Veneto e poi ricorderemo anche i catalani che oggi sono a processo magari, è una questione che ha diciamo, la sua prevalente rilevanza politica più che tecnica. È squisitamente politica e le speculazioni politiche sono iniziate, tanto se vogliamo ricordare, perché mai bisogna avere memoria fragile e debole in questi frangenti. Noi abbiamo votato Veneto e Lombardia il 22 ottobre 2017, 4 giorni prima di quel voto, una delle 3 regioni che adesso è al tavolo, l'Emilia-Romagna, fece una dichiarazione sostanzialmente dissuasiva per gli elettori, cittadini veneti e lombardi andare a votare, tanto vedete che l'intesa, l'accordo si può ottenere ugualmente, perché si temeva il valore politico di una partecipazione rilevante del Veneto. Andiamocela a vedere quella dichiarazione di intesa tra la sola regione Emilia-Romagna e il governo 4 giorni prima del 22 di ottobre. Quindi aspetto politico. La narrazione tecnica molto importante che io ho ascoltato con attenzione e che sempre appunto riconosco ha un valore fondamentale per capire dove siamo e dove dobbiamo andare, che ha fatto il professor Stefano Bruno Galli e il professor Mario Bertolissi in introduzione. La differenziazione, per esempio, non è solo il problema delle 23 materie, ma è il cuore delle 23 materie, le funzioni legislative che devono andare alle regioni, le funzioni amministrative e quindi a queste due voci le risorse, i SCEI. Perché se non hai le funzioni legislative e le funzioni amministrative non arrivano i soldi e i burocrati ministeriali che cercano di difendere cercano di impedire che vi sia non una elargizione di risorse da Roma ai territori, ma che questi territori possano autogovernarsi secondo un criterio di responsabilità, perché autonomia vuol dire responsabilità e come autogoverno e come indipendenza dico è piena responsabilità. Allora dov'è la sua perplessità? Allora la mia perplessità è che arriverà il pacco. Io ho visto fortunatamente il pacco perché già oggi i giornali in questi giorni c'è un fermento di attenzioni da parte della stampa, giustamente perché da Roma arrivano segnali inquietanti. Oggi il Corriere del Veneto riportava per esempio dei riferimenti ad alcune delle materie più importanti. Ne citiamo una, oltre alla sanità, all'istruzione già richiamata prima, ma una materia, per esempio le regole sulla laguna di Venezia. Ma cosa c'entra Roma che mantenga competenze sulla soluzione dei problemi della laguna di Venezia? O sulle autostrade. Zaia mi pare proprio intervenuto ieri e anche ho visto oggi richiami sulla stampa sul materia delle autostrade, della viabilità. Per noi è fondamentale avere il controllo di queste strutture, diciamo, che sulla nostra rete sono malamente gestite dallo Stato. Poi abbiamo un ministro che si dimentica perfino di essere lui nella maggioranza in certi enti autostradali, pietà per Toninelli, ma pietà anche per la ministra Grillo della Sanità. Cioè abbiamo interlocutori che oltre che essere inaffidabili politicamente sono anche tecnicamente impreparati o quantomeno così si presentano ai tavoli. Ma la questione, e concludo su questa nota,
è quella politica, cui accennava anche, ma secondo me impropriamente, Ciambetti. Dice, adesso i 5 Stelle sono molto irritati dall'esito del voto in Abruzzo, perché la Lega è diventata il primo partito. Ma se la Lega è il primo partito e la questione dell'autonomia è un fatto politico, solo un fatto politico, Salvini deve risolvere in 5 minuti questa questione qua. Come vicepresidente del Consiglio, come diciamo componente autorevole, forte di una maggioranza di governo che ormai è incerta, dica con fermezza, come ha detto anche qualche altro ministro, o passa l'autonomia sulle 23 materie con tutte le funzioni legislative, con tutte le funzioni amministrative e quindi con le risorse, oppure cade il governo. Bisogna essere determinati su questo punto. Chiaro. Giorgetti lo ha detto in maniera chiara, esatto, e Giorgetti non è figura secondaria, diremmo. Vediamo, io vi prendo in parola. Ma allora, prima di passare la parola, appunto, si può arrivare a una questione di diplomazia politica, di equilibri, perché Salvini ha detto il governo non si tocca. Allora, sappiamo che andare alle elezioni comunque sarebbe in questo momento. Nel contratto di governo la cosa è scritta in maniera chiara ed inequivocabile. È questione prioritaria per questo governo dare l'autonomia alle regioni che motivatamente lo richiedono. E penso che più motivatamente di Veneto e Lombardia in questo caso non ci sia. Quindi noi siamo pazienti, siamo buoni, noi vogliamo che tutto sia a posto anche dal punto di vista tecnico e formale, l'intesa venga fatta in pochi giorni e anche il voto in Parlamento, visto che l'intesa non può essere modificata. Ma se Zaia non firma, cioè proprio per semplicizzare per il cittadino qualunque, se il presidente Zaia non firma, che cosa semplicemente succede? Che l'intesa non va avanti, non viene mandata alle Camere, non viene approvata, ma salta tutto. No, può rimanere aperta la trattativa. La trattativa rischia di saltare tutto. Rischia di saltare tutto, però. Appunto, che è quello che sperano i ministeriali. Le cose le abbiamo preparate in maniera, direi, buona. Il tavolo di trattativa ha persone di altissimo livello che vengono mandate appunto a trattare. Poi ci sono incontri politico-informali, anche oggi ce n'è uno in corso, ci mancherebbe. Però ripeto, o ci viene motivato perché no, se la Costituzione lo prevede, come diceva anche il professor Galli, oppure, ripeto, noi non possiamo tornare dal 60% dei veneti che ha detto in maniera chiara cosa vuole, con un piatto di lenticchie, come diceva il Presidente Zaia prima. Assolutamente, qui entriamo in gioco con le questioni economiche, che secondo me alla fine è tanto questione economica, tanto questione di soldi, perché poi se anche ottieni un vuoto, cioè non ottieni finanziamenti, deleghe anche a intervenire con una fiscalità, il residuo fiscale, quanto sappiamo, vero Gianangelo Bellato? Ma allora sì, però prima di arrivare esclusivamente alla parte economica, vorrei solo fare una riflessione. Dicevano prima il Presidente Ciambetti e l'assessore Stefano Bruno Galli, la Lega in Abruzzo ha preso molti voti e la Lega è sempre stata dichiaratamente a favore di autonomia / federalismo. Oggi andare politicamente contro l'autonomia non paga, perché la gente, e non è solo il referendum che si è svolto in Veneto, ma ormai sempre di più in tutta Italia, la gente ha bisogno di servizi efficienti, di uno Stato moderno. Noi abbiamo oggi uno Stato laico oltre che handicappato. Mi permetto di citare quello che ha detto poco fa il professor Bertolussi. Questo da noi, perché allora rifacendoci anche al sentiment, prendo il Corriere, monta la Fronda del Sud, dei Magistris a Roma, appunto, a protesta, quindi allora, sta caricando... Sì. Allora, voglio completare il ragionamento, no? Effettivamente è così, no? Quindi c'è la componente politica che è spinta ormai dalla gente che vuole servizi, perché dicevamo poco fa, lo diceva Alessio Morosin, l'autonomia è uguale a responsabilità, quindi vuol dire che tu hai di fronte, tu cittadino, io sono un cittadino come lo siamo tutti noi, abbiamo bisogno di un qualsiasi servizio, se esso è svolto a livello locale tu trovi subito chi è responsabile, o quasi subito, a secondo di come ci organizziamo, trovi responsabile di un'eventuale inefficienza, mentre se tu devi andarmi a scoprire alla fine chi genera, tanto per non inserire ulteriori elementi di inefficienza, il debito pubblico italiano, che è quello che ci sta mettendo a dura prova nei confronti degli altri paesi, scopri che è lo Stato, ma è difficile dopo andare a capire bene chi è colpevole di certe spese piuttosto che di certi sprechi, eccetera, eccetera, nonostante tutti i centri studi. Quindi politicamente è giusto quello che dicono tutti loro, bisogna andare ad una scelta veloce e definitiva, ma è proprio qua il problema.
C'è l'altra componente che citava prima l'assessore Stefano Bruno Galli, che è quella burocratica, che è potentissima. Il sistema della burocrazia nazionale non ha nulla a che vedere col sistema della burocrazia regionale e locale, quello è un vero sistema potente. Ci sono di quei poteri che sono inauditi rispetto ai livelli locali. Quindi qual è la mia preoccupazione? Poi parliamo pure di questo articolo dell'aspetto economico, che la componente burocratica potentissima, che è quella che poi eroga finanziamenti per esempio alla stampa, tanto per dare un accenno, e che quindi è quella anche che parla con i vari studi, con i vari soggetti che ricevono contributi, perché il politico dà il primo input, la politica, ma poi chi gestisce sono i burocrati. Questi stanno preparando un attacco su tutti i fronti, di cui questi articoli di stampa sono solo che, non dico un'avanguardia perché già ce ne sono stati nei giorni scorsi, per cui la mia preoccupazione è che due cose tendano a portare al più possibile lungo il tempo, no, di questa trattativa, in maniera tale che magari nel frattempo, che salta il governo, oppure la gente comincia a dire basta, non ne possiamo più, lasciamo, quindi rassegnazione, crede, sì, no? esatto, Oppure che alla fine ti riescano in qualche maniera, a meno che non ci sia un forte controllo di chi conosce bene le carte, conosce bene le leggi, le norme, eccetera, il trappolone per cui ti tirano il cosiddetto pacco, perché scusate, ma a questo punto stiamo parlando di questo perché è un imbroglio nei confronti di milioni di cittadini che hanno chiesto una cosa ben precisa. Dal punto di vista di questi articoli, sono articoli che dimostrano questa situazione assurda di questo sistema burocratico arcaico che vuole continuare ad essere arcaico, inefficiente e perdere la sfida nei confronti del mondo, perché noi, fra tutti i paesi occidentali, siamo il sistema più inefficiente, lo dimostra il debito pubblico spaventoso che abbiamo accumulato. Ebbene, quello che si può immaginare è che questa gente, oltre che avere problemi di carattere, come si diceva poco fa, psicologico, non capiscono che i grandi imperi, e qui mi riferisco un pochino all'esperienza non solo del passato ma anche dell'attuale, a livello centrale hanno pochissime competenze e noi facciamo fatica a spiegare a questi funzionari, a questi burocrati centrali che gli imperi, quelli veri, hanno 3, 4 al massimo competenze, la moneta, l'esercito, le politiche estere, eventualmente la magistratura, e questo qui non sta avvenendo a livello del nostro Stato, che quindi tirano fuori questi articoli pretestuosi, delle falsità una dietro l'altra. Però i cittadini alla fine del Sud in modo particolare possono crederci, possono farsi sì. imbrogliare da queste cose, perché si ricorderai, Presidente, qui termino questa, avevamo fatto proprio uno studio dove, insieme col Consiglio regionale, dove dimostravamo che se trasferivamo competenze nelle regioni efficienti, risparmiavamo a livello nazionale 30 miliardi di euro. È vero, nelle regioni del Sud lo studio diceva non conviene in questo momento trasferire competenze perché sono talmente inefficienti, pensiamo per esempio alla sanità, solo per fare un... diciamo la verità, perché se non diciamo, se non c'è, non dobbiamo essere ipocriti, purtroppo è un problema, dobbiamo aiutarli a diventare autonomi, perché questo vuol dire quindi avere un sistema efficiente anche loro, e quindi la gente invece che venire a curarsi qui andrà a curarsi nell'ospedale vicino a casa, che sarà molto più comodo, no? Però per far questo noi abbiamo bisogno di passaggi. Ecco, il nord d'Italia, in particolare il nord-est e la Lombardia, sono maturi, pronti per aiutare il Paese con un trasferimento di competenze verso se stessi. Detto questo, abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco, adesso voglio passare la parola appunto al professor Bertolissi, però per aver tempo andiamo prima in pubblicità, dopo lo spot andiamo insieme.